Buongiorno, da Sicilia 24 i principali argomenti di oggi. La sentenza del Tribunale Civile di Catania sui migranti lascia basita la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che contesta la decisione dei magistrati. Sempre più aspro lo scontro tra poteri e forze politiche. Daremo risposte concrete alle urgenze della città. Con questo obiettivo si è insediato oggi il nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Solo un centinaio di persone al sit-in contro la mafia a Castelvetrano. Per il sindaco Alfano il riscatto passa dalle nuove generazioni e scorge segnali di cambiamento. La nostra comunità, dice, cammina a testa alta. Per calmierare i prezzi arriva il salvaspesa, ma nei supermercati aderenti sono pochi bollini tricolori che indicano i prezzi scontati del 10% di pane, pasta, latte e prodotti per la persona. Scettici i consumatori. Emergenza rifiuti. A Catania continua il nostro viaggio in città tra cumuli di spazzatura che si trasformano in depositi abusivi. Additelo al vostro TG, la segnalazione di un telespettatore ci porta nei pressi di via Vittorio Emanuele. Calcio, domenica di successi per le siciliane. Il Palermo batte il Sudtirolo ed è secondo in classifica. In Serie B il Catania vince 4-0 a Caserta e centra la prima vittoria esterna in campionato. 3 punti anche per il Messina che batte l'Avellino 1-0. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. La sentenza del Tribunale di Catania, la sentenza appunto relativa ai migranti, lascia basita Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che contesta la decisione maturata dai magistrati e intanto si fa sempre più aspro lo scontro tra i poteri e le forze politiche. Sentiamo Luca Ciliberti. La sentenza del Tribunale Civile di Catania firmata dal giudice Iolanda Apostolico lascia basita la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che contesta la decisione del giudice che ha rimesso in libertà 4 migranti fermati in base alle norme dell'ultimo decreto varato dal governo. La giudice ha naturalmente disapplicato anche la garanzia finanziaria di quasi 5.000 euro richiesta ai richiedenti asilo per evitare la detenzione nei CPR. Su Facebook lo sfogo di Giorgia Meloni, che scrive che la magistratura si scaglia contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto. L'attacco della Presidente del Consiglio è diretto, non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima. Certo, tutto diventa molto più difficile se perfino un pezzo d'Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia l'Associazione Nazionale Magistrati che difende la collega. Quelle che abbiamo letto, dice il sindacato, sono parole sbagliate per toni e contenuti che non sono consoni ai rapporti tra magistratura ed esecutivo. Ma chi è la giudice Iolanda Apostolico? La magistrata ha 59 anni ed è originaria di Cassino, in provincia di Frosinone, non è iscritta a correnti, è arrivata a Catania più di 20 anni fa, prima si occupava di diritto penale, poi il passaggio al civile nella sezione immigrazione. Non ha mai espresso posizioni politiche riguardo il suo lavoro. I giornali di centrodestra però hanno scandagliato il suo profilo Facebook, che è stato chiuso poche ore dopo la decisione di Pozzallo, tirando fuori alcuni post. Il primo, ad esempio, è la condivisione di una petizione nel luglio 2018 che chiedeva una mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini. Nell'elenco delle pagine seguite su Facebook, Apostolico ha anche Free Open Arms, ma anche quella dedicata a Open Arms, ONG che ha portato il leader della Lega a processo. Immediata la reazione del vice premier Matteo Salvini. Le notizie sull'orientamento politico del giudice che non ha convalidato il fermo dei migranti sono gravi ma non sorprendenti, dice Salvini. La Lega chiederà conto del comportamento del giudice siciliano in Parlamento, conclude il ministro. I tribunali non possono essere trasformati in sedi della sinistra. Nuovi sbarchi di migranti in Sicilia nelle ultime ore. 11 tunisini, fra cui 4 donne e 3 minori, sono approdati a Lampedusa. In 3 sono stati portati al poliambulatorio. Attualmente nell'hotspot dell'isola ci sono poco meno di 100 ospiti. Ad Augusta sono stati fatti sbarcare altri 138 migranti, in prevalenza di origine afghana ed iraniana. Daremo risposte concrete alle urgenze della città. È questo l'obiettivo palesato dal nuovo questore di Catania che si è insediato oggi. Si chiama Giuseppe Bellassai e lo ha sentito per noi Lorena Dolci. Tra
Tra un saluto al prefetto ed una al sindaco, il nuovo questore di Catania incontra la stampa. Siciliano di Santa Croce Camerina, Giuseppe Bellassai, 61 anni, ex questore di Perugia, prende il posto di Vito Calvino, che va a dirigere la questura di Palermo. Ha studiato ai piedi dell'Etna e ricorda una città molto diversa da quella attuale. Catania è una città bellissima, io l'ho frequentata da universitario, purtroppo tanti anni or sono, e non era la città, la bella città che ho trovato oggi. Una città bella ma difficile, che richiede proprio per questo risposte indifferibili. Bisogna studiare per capire esattamente i fenomeni e quale sia la soluzione migliore ai fenomeni, e cercheremo, lo ribadisco, ma con i fatti, prima ancora che con le parole, di dare delle risposte alle urgenze anche del centro storico. Per questo il neoquestore chiede la collaborazione di tutti i cittadini, spesso sfiduciati. Noi abbiamo un dovere assoluto come Polizia di Stato, quello di conquistarci la fiducia del cittadino. La fiducia del cittadino ce la dobbiamo conquistare quotidianamente con un'azione di presenza sul territorio che dia i risultati ai quali i cittadini aspirano. E i catanesi alle forze di polizia chiedono soprattutto sicurezza, dovuta a chi ci abita, ma anche ai tanti turisti che visitano la città. E lo avete sentito anche dal nostro servizio della collega, mentre appunto a Catania si insediava il nuovo questore, accadeva la stessa cosa a Palermo, laddove si è insediato oggi proprio Vito Calvino, 61 anni, proveniente da Catania. Nell'incontro con la stampa oggi ha dichiarato importante garantire ordine e sicurezza pubblica, così come combattere la mafia e la criminalità comune. State certi, ha aggiunto Calvino, peraltro si è manifestato estremamente felice del suo ritorno a Palermo, che sarà fatto il massimo in linea con quello che si è sempre fatto a Palermo. La città non è mai stata silente. Ieri un sit-in a Castelvetrano, il luogo natio del boss defunto Matteo Messina Denaro, e il sit-in è stato organizzato proprio per andare contro chi ha mitizzato il boss e contro la mafia. La manifestazione, anche il sindaco Alfano, il suo collega di Campobello di Mazzara, Castiglione, che oggi affermano il tempo è maturo per camminare a testa alta. Sentiamo Laura Spanò. Si sono ritrovati insieme nella Villa Falcone Borsellino a Castelvetrano per manifestare il dissenso nei confronti di quelle centinaia di persone che dopo la morte di Matteo Messina Denaro avevano espresso sui social le condoglianze alla famiglia, esaltando la figura del boss. Poco più di 100 persone ieri hanno raccolto l'invito dell'avvocato Giovanni Licausi, che si era subito tirato fuori da quel pensiero che in quei giorni è sembrato il comune sentire di tutti i cittadini di Castelvetrano e Campobello, sottolineando che non ha mai rappresentato tutta la popolazione. Ho intenzione di proporre al sindaco di Campobello, al sindaco di Castelvetrano, la possibilità di istituire una sorta di settimana della legalità, cioè una settimana dedicata continuamente col coinvolgimento delle scuole, diciamo così, un approfondimento su questi temi, perché parlando una volta ogni tanto non si riesce a tenere, diciamo, sul pezzo la popolazione. Un impegno corale è quello che ha chiesto il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, anche lui presente ieri all'evento. Noi già speriamo che le nuove generazioni ci portino fuori da questo guado, meglio di come abbiamo potuto fare noi. Aggiungo che ormai è in atto anche un percorso da parte delle famiglie mafiose di volersene uscire. Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazzara, ultimo covo del boss prima di essere arrestato, ha ribadito invece che le due comunità vicine continueranno a ribellarsi alla mafia. Castelvetrano, Campobello, ma l'intera provincia di Trapani non sono assolutamente succubi e vittime di questo stregista che ormai è passato a miglior vita, ma noi dobbiamo semplicemente fare in modo di azionare ogni attività per poter risollevare le sorti di queste nostre città. Unanime il pensiero di tutti i presenti: bisogna continuare a lottare contro la cultura della mafia, a partire dalle scuole.
Cambiamo decisamente argomento. Per combattere l'inflazione, per calmierare i prezzi, da ieri arriva il salva spesa, bollini tricolore nei supermercati per segnalare un ribasso dei prezzi di circa il 10%, ma i catanesi interpellati si sono mostrati freddi rispetto a questa iniziativa. Tonino De Mana. Falsa partenza o una partenza con il freno a mano tirato. Si può definire così l'esordio del carrello tricolore, l'iniziativa denominata salva spesa voluta dal governo Meloni con l'obiettivo di calmierare i prezzi di prodotti di prima necessità per cercare di fronteggiare l'inflazione e tutelare il potere d'acquisto. Carrello leggero o semivuoto per tanti motivi, in primis per l'avvio dell'iniziativa in un giorno festivo che tra l'altro non ha consentito ai punti vendita aderenti di organizzarsi con le informazioni necessarie e le etichette sugli scaffali che indicano il prodotto a prezzo scontato del 10%. Pochi i catanesi che conoscono il cosiddetto bollino tricolore. No, che cos'è? Sapete cos'è il bollino tricolore? No. Siete appena stati al supermercato, avete visto il bollino tricolore? No. Chi conosce l'iniziativa non fa certo salti di gioia. Non lo so fino a che punto convenga questo 10%, perché molti prodotti erano aumentati anche più del 10%, quindi quando poi tu me li scali del 10% non ci concludi granché. Prezzi calmierati, non so che cosa servono comunque. Andrà a caccia del bollino tricolore? Ma non penso. Il provvedimento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, ma non si esclude una proroga. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania per atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici nei confronti della sua ex convivente. È stato arrestato vicino alla sede della polizia postale dove aveva seguito appunto la vittima che lo aveva denunciato. Le condotte persecutorie erano iniziate a seguito della fine del rapporto tra i due, avvenuto pochi mesi prima, è durato circa 10 anni. L'indagato aveva iniziato a pedinare la ex inviandole continui messaggi, foto e minacciandola e ingiuriandola anche tramite profili social falsi. L'uomo aveva anche sottratto alla vittima un vecchio smartphone che, sincronizzato con il nuovo, gli consentiva di conoscere i suoi spostamenti. Il PM di turno ha convalidato l'arresto disponendo che l'uomo venisse rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Restiamo a Catania per un altro motivo, perché vi portiamo in un nuovo giro sicuramente poco edificante tra i cumuli di rifiuti in città. Il tutto grazie a una segnalazione giunta alla nostra linea WhatsApp. Vi racconta tutto Tonino De Mana. È un sottopassaggio, ma somiglia più ad una discarica a cielo aperto che con il passare delle ore aumenta il suo volume, rendendo quasi impossibile il passaggio di auto e pedoni che per transitare sono costretti a tapparsi naso e bocca. La segnalazione al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 arriva in redazione di Buon Mattino, mittente un residente nonché nostro telespettatore che abbiamo contattato ed ascoltato. E quindi è proprio invivibile, non si può più vivere, non si può anche più transitare. La cosa più grave è che questo ponte qua che danno fuoco alla spazzatura rischia di collassare, a parte che il ponte sta per collassare, ma ci sono anche passaggi di servizio dove ci sono cavi e fili che passano qua sotto, è una cosa pericolosissima. Dove vediamo proprio delle macchine che hanno proprio difficoltà a passare. Ancora per un paio di minuti possono passare, fra qualche ora che la gente continua a buttare spazzatura non passerà più nessuno. Non servirebbe alcun commento a queste immagini girate questa mattina in via Orfanotrofio, a pochi passi da Porta Garibaldi e quindi nel cuore di Catania. Si scarica di tutto di notte e in pieno giorno, tanto chi viene qui sa benissimo di farla franca. Non sa forse il danno che arreca all'ambiente e non sa certamente il rischio che può derivare dallo smaltimento illecito dell'Eternit, fibre di amianto cancerogene che si disperdono nell'aria e che sono ancora più pericolose se bruciate, come in questo caso. È più che altro un'emergenza sanitaria, perché quello che noi ci rendiamo conto è che le malattie si diffondono anche a centinaia di metri. La spazzatura che giace per giorni e settimane produce batteri, virus che attaccano bambini, persone anziane, donne incinta.
Continui incendi di spazzatura hanno ormai annerito e reso pericolante il muraglione che vedete e rischia di collassare anche il ponte di via Vittorio Emanuele. Agli organi preposti spetta ora anche il compito di verificare le condizioni della struttura. Adesso un'altra pausa e poi, dopo il nostro rientro, una corposa pagina dedicata al calcio. Domenica di successi per le squadre siciliane del calcio che militano le diverse serie. Cominciamo con il grande successo del Catania. Sarà una domenica da ricordare perché i rossazzurri hanno dominato vincendo 4-0 a Caserta. Mattatori dell'incontro Chiricò e di Carmine. Mercoledì c'è il derby di Coppa col Messina. Sentiamo Marco Carli. Nella città della Reggia, patrimonio dell'UNESCO dal 1997, Mino Chiricò trova ispirazione per regalare ai tifosi rossazzurri una perla di rara bellezza. Un gol da centrocampo, un tracciante perfetto che segnala ulteriormente la qualità del numero 32 etneo e richiama alla memoria altri gol da cineteca come quello di Mascara nel famoso derby della favorita del 2009. A Caserta il Catania si impone con lo stesso risultato di quel match storico, 4-0. La stella, come detto, è Chiricò che apre e chiude le marcature e il secondo gol è un'altra perla, sinistro a giro e pallone all'incrocio. Alla fine il genietto gongola. Come prima cosa ho avuto un secondo per pensare, perché comunque appena mi è arrivata la palla ho visto subito il portiere fuori di pari, come ho detto prima. Poi ovviamente quando fai questi tipi di calci ci vuole sempre un po' di fortuna. L'ho provato sì, però fortunatamente è andato sotto la traversa e siamo contenti e sono contento anch'io che mi sono finalmente sbloccato in una partita così importante. A Caserta però non c'è stato solo Chiricò, ma tutta la squadra. Tabbiani in testa che indovina tutte le mosse. Approccio perfetto, controllo del match esemplare e poi i gol, come quelli dell'altro protagonista su tutti, Samuel Di Carmine, che segna la seconda rete della giornata intervenendo in tap-in dopo una splendida girata di Zammarini respinta dal portiere. E poi la terza a inizio ripresa, dopo essere stato liberato magnificamente al limite dell'area. Io amo giocare verso la porta e attaccare lo spazio, diciamo, è la mia qualità migliore. Quindi oggi la squadra è stata brava, poi abbiamo sbloccato con quel gran gol di Mino, che poi tutta la partita si è aperta perché anche loro attaccavano un po' più alto e quindi mi avvantaggiavano nella zona aperta, insomma. E adesso il derby col Messina di Coppa Italia mercoledì al Massimino, dove mancherà Mazzotta, distorsione per lui ma tempi veloci di ripresa. La convinzione è che a Caserta può essere nato il Catania del prossimo futuro. E di questo bel Catania e certamente anche con approfondimenti e ospiti si parlerà questa sera nella nuova puntata di Corner. Vi ricordo la nostra trasmissione del lunedì sera, tutta dedicata al Catania. L'appuntamento è su questa rete alle 20:45. E adesso ci occupiamo del Messina. L'ex Vincenzo Plescia ha firmato la prima vittoria stagionale proprio del Messina contro l'Avellino. Ci dice tutto Sergio Colosi. Vincere o perdere col minimo scarto può sembrare una rarità per un figlio di Zeman, ma Giacomo Modica, dopo aver vissuto questa esperienza in negativo a Francavilla, l'ha ribaltata in positivo contro l'Avellino, costruito per la Serie B, e respira in classifica. Per il primo successo in campionato, inatteso e che tra Turris e Francavilla pareggia i conti con la sfortuna, si è armata la voglia di riscatto di Vincenzo Plescia, che ha steso alla sua ex squadra, facendosi rimpiangere da club e tifosi, anche perché nell'altra metà campo Patierno non pervenuto ed è toccato quasi sempre a difensori e centrocampisti impegnare Fumagalli. L'approccio non è stato quello che mi aspettavo, la vittoria della sofferenza perché sono stati 9 minuti di extra time e quindi quando tu vinci 1-0 poi è normale che ci sono delle bagarre in aria, è diventata una sofferenza, però noi nelle 4 ripartenze che abbiamo fatto potevano essere 4 gol, anche se loro ribadisco che nel primo tempo se andavano sopra non avrebbero rubato niente, perché hanno fatto qualcosa di importante attraverso l'entrata in campo nostra sbagliata e soprattutto qualche sbavatura a livello tattico difensivo. Dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa Italia a Catania, domenica trasferta a Potenza contro il Sorrento, diretta concorrente per la salvezza, giusto per non perdere di vista l'obiettivo stagionale.
Bel colpo anche del Palermo che rimonta contro il Sud Tirol e realizza una vittoria che frutta il secondo posto in classifica. Soddisfatto naturalmente il mister Corini, che sentiamo. Una partita sviluppata bene contro un avversario tosto che ti concede poco. Siamo stati equilibrati, pazienti, siamo andati sotto sull'unico tiro che hanno fatto nel primo tempo, ma credevo, perché vedevo delle cose, sentivo che la squadra c'era e l'abbiamo spinta, l'abbiamo fatto veramente insieme con tutti i 25-26 mila che c'erano oggi. È stato qualcosa di appassionante, di bello. Lo step di quest'anno era creare questo livello di autostima, questa connessione squadra-pubblico, e so che quando la si crea diventa qualcosa di invincibile o di difficile da battere, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati quest'anno. Siamo arrivati a fare questo primo scorcio di campionato molto bene, dobbiamo andare a Modena, sappiamo che affrontiamo un avversario di livello, e chiudere bene queste prime partite, però sono contento perché la squadra crede in quello che si propone, ha convinzione, sa ribaltare le situazioni. Questo per me è un aspetto molto importante se vogliamo diventare una squadra che abbia una mentalità vincente. Ed è praticamente tutto per questa edizione di Sicilia 24. Tra poco però vi invito a rimanere sulla nostra rete, perché ci sarà il consueto approfondimento di Sicilia 24, che quest'oggi è anteprima corner, dedicato a tutte le squadre siciliane impegnate ieri nei campionati rispettivamente di Serie B e Serie C, condotto da Angelo Gagliano. È davvero tutto, prossimo appuntamento con Sicilia 24 oggi alle 19. A tutti buon pomeriggio.